Ben ritrovate amiche e amici dell'Atletica. Tempo di premiazioni, cerimonie, scambi augurali, incontri per salutare il 2022 e fare i dovuti bilanci. Per questi eventi siamo andati a Cordenons e a Palmanova. Vediamo i servizi. Premiazioni di Coppa Provincia di Pordenone, Gran Premio Orogildo e Festa dell'Atletica Provinciale all'Auditorium del Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons, dove centinaia di giovani speranze, master e campioni del settore assoluto, si sono alternati nel corso di un pomeriggio speciale che precede le festività natalizie. La cerimonia è stata condotta dal segretario della FIDAL regionale Franco De Mori, che si è compiaciuto per la grande presenza di atleti, dirigenti e tecnici, rimarcando che malgrado il Covid l'atletica non si è fermata mai. Ha elogiato l'Atletica Bruniera Friuli Intagli, società leader in regione e tra le migliori in Italia, presente sia con i maschi che con le femmine nella Serie A nazionale. Ezio Rover, presidente della FIDAL Pordenone, ha sottolineato l'attività a 360 gradi del comitato, che è ben strutturato e al servizio di tutti i settori dell'atletica, in modo particolare a quello giovanile, per dare ai ragazzi tutte le opportunità di crescita. La collaborazione con il Comitato Provinciale di Udine riguardo la Coppa Friuli, con la condivisione dei rispettivi calendari, non ha portato però analoghe risposte numeriche perché, ha detto Rover, le nostre società hanno partecipato alle gare udinesi, non ricevendo in cambio lo stesso trattamento. Sarà da rivedere nel 2023 questo accordo per migliorarlo. Abbiamo oltre 2000 tesserati, di cui 579 nuovi per 29 società della provincia. Ha ringraziato il vice sindaco Andrea Serio. Nel 2018, ha detto Rover, Serio era consigliere comunale. Oggi lo ritroviamo vice sindaco e assessore allo sport e questo indica che ha lavorato bene. Dal canto suo Andrea Serio, presente con il consigliere Giacomo Bigaran, nel portare il saluto del sindaco Andrea Delle Vedove, ha ringraziato le società presenti con un simbolico abbraccio al team di casa, i podisti Cordenons. È un'emozione grande essere qui oggi e vedere che la tradizione continua, ha detto la rappresentante del CONI Marinella Ambrosio. Questo rappresenta un grande orgoglio per l'amministrazione, ma è anche un punto di riferimento sicuro per le famiglie che sanno dove trovare una casa speciale. Le amministrazioni, ha esordito l'assessore del comune di Pordenone Walter De Bortoli, devono dare alle famiglie e ai loro ragazzi le strutture giuste perché possano fare sport. Fare sport non significa mirare soltanto al podio. L'obiettivo deve anche essere quello di raggiungere il benessere, coltivare la socialità e l'aggregazione in un percorso formativo che coinvolge anche la scuola. I riconoscimenti sono stati consegnati dalle autorità presenti, tra le quali l'assessore del comune di Sacile, Roberta Lott, e dal vicepresidente della FIDAL regionale Lucio Poletto, mentre l'influenza ha tenuto lontano il presidente Massimo Di Giorgio, del quale non è mancato il saluto e l'augurio inviato agli organizzatori della festa cordenonese. Sul palco sono saliti la pluricampionessa master Serena Caravelli, la promessa Giorgia Bellinazzi, i medagliati nelle manifestazioni nazionali e internazionali Simone D'Alzilio, Sintaku Vissa, Ilaria Bruno, Cesare Caiani, Mascia Costa, Boafa Mitri Veso, Federica Botter, Michele Fina e Bianca Frare. E ancora le vincitrici e i vincitori master di Coppa Pordenone e le rispettive società di appartenenza assieme ai medagliati nelle gare internazionali dove spiccano i nomi di Carlo Sonego, Vanna Vannini, Maria Cristina Fragiacomo, Giuseppe Saponaro ed Elena Cinca. Le nidiate giovanili e la loro tenerezza sono state le più applaudite, dove l'Atletica Bruniera, i podisti Cordenons, l'Atletica Dolomiti Friulane l'hanno fatta da padrone. I cadetti super top, che hanno ottenuto la miglior prestazione tecnica della stagione all'aperto, sono stati Bianca Frare e Ovidio Tataru, mentre Antonio Lorenzo Bruno, dirigente, Giuliano Merlino, tecnico, ed Elisa Moras, giudice, hanno ricevuto il riconoscimento dai rispettivi settori di competenza. I premiati sono stati quasi 300, impossibile quindi nominarli tutti. E allora lasciamo la parola alle immagini.
Anche Palmanova, con la Libertas Friul, ha salutato la sua bella annata sportiva con le premiazioni degli atleti e il ringraziamento a tecnici, istituzioni e sponsor che sostengono la società. La cerimonia si è tenuta al Teatro Modena, dove il presidente Alessandro Stabile, affiancato dal braccio destro Antonio Oblak, ha fatto gli onori di casa. A rappresentare l'amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Francesco Martinez con l'assessore allo sport Tomastrino, mentre per la FIDAL a consegnare i riconoscimenti c'erano il presidente provinciale Massimo Patriarca e il fiduciario tecnico regionale Alessandro Brondani. Assieme a loro Venanzio Ortis, vicepresidente del comitato provinciale Libertas di Udine. Nel suo messaggio di ringraziamento Stabile ha dedicato un pensiero, a nome di tutta la società, al suo predecessore Paolo Baracetti, presente in sala, che ha ricevuto l'applauso e l'abbraccio di tutta la grande famiglia Libertas. Oblak ha poi elencato una lunga serie di numeri che danno la misura delle potenzialità di un team molto ben strutturato, con 235 tesserati, 182 i praticanti, e allenamenti al Bruseschi dal lunedì al venerdì. La squadra giallorossa ha partecipato a 750 gare, più di 150 solo con gli esordienti, seguiti dai tecnici Fabio Desinano ed Erika Franzolini e dalla collaboratrice Elisa Mariuzzi. È portato a casa 3 titoli italiani individuali, uno con Aurora Berton nei 60 metri indoor promesse e 2 con il Master 35 Marco Casella nel lancio del disco, sia al campionato di lancio invernale che al campionato outdoor. In campo regionale primo posto ai societari con i cadetti, con la 4x4 allieve e con Raffaele Sdrigotti nel cross allievi. Il gruppo di collaboratori sportivi si è ulteriormente irrobustito con le istruttrici Riccarda Sarri, Francesca Menotti e Alessia Quargnal, che curano la preparazione della categoria ragazzi. I cadetti sono seguiti da Antonio Oblak e da Annalisa Modesti. Carlo Spinelli si occupa del gruppo mezzofondo e il direttore tecnico Fabrizio Boaro segue il gruppo lanci. Nella velocità prolungata, salti e ostacoli operano Lucia Pierobon, Renata Toffolo, Giuseppe Saponaro e Antonio Rosolini. 7 atleti della Libertas Palmarina sono entrati a far parte del progetto Studente Atleta 2023 e sono Michele Bukovac, Matteo Padovan, Giada Tonelli, Raffaele Sdrigotti, Emma Vrek, Linda Minigutti e Gabriele Zanfagnin. Si sono alternati a ricevere i riconoscimenti gli atleti della categoria ragazzi Federico Fani, Tommaso Simonutti, Mattia Minigutti, Denis Marusso, Adele Fani e Alissa Lazor. I cadetti Gabriele Zanfagnini, sesto ai campionati italiani nei 300H, Linda Minigutti, Emma Vrek, Federico Zanutel, Leonardo Bignolin, Caterina Guerra, Alberto Scacco e Michail Ferraris. Negli assoluti si sono segnalati a livello nazionale i lanciatori Marco Casella, Matteo Padovan e Michele Bukovac. Le quattrocentiste e componenti della 4x4, Giada Tonelli, Veronica e Arianna Pozzi e Alessia Quargnal, assieme alla lunghista Elisa Mariuzzi. I mezzofondisti Raffaele Sdrigotti e Francesca Menotti con l'ostacolista Lisa Pantanali. Gli staccanovisti dell'anno sono stati al femminile Emma Vrek, cadetta, con 22 gare fatte, e al maschile Federico Fani, ragazzo, con 21 gare. Poi è stata la volta della regina della serata, la velocista azzurra e campionessa italiana indoor dei 60 metri categoria promesse, Aurora Berton, che dal prossimo anno proverà l'emozione di far parte di un gruppo militare professionistico. Strada già percorsa da un'altra palmarina ad altissimo livello come la lunghista e bobbista Tania Vicenzino e dal velocista Enrico Minetto. Ha ricevuto l'omaggio e il ringraziamento dalle autorità presenti per quanto fatto in questi anni di fedeltà alla società giallorossa, con l'augurio di tagliare altri e prestigiosi traguardi nello sport e nella vita con la nuova maglia delle Fiamme Gialle. Torna dal 6 all'8 gennaio 2023 la Corsa della Bora, l'evento di punta del trail running invernale in Italia, organizzato dalla SD Sentiero 1. Migliaia di atleti da tutto il mondo correranno lungo i più bei sentieri del Carso italiano e sloveno e Trieste. Il Friuli Venezia Giulia e numerosi comuni della Slovenia torneranno al centro del panorama podistico mondiale. L'8ª edizione è stata presentata al Civico Museo d'Arte Orientale di Trieste
alla presenza del sindaco Roberto Di Piazza con l'assessore comunale Giorgio Rossi e quello regionale Pierpaolo Roberti, dei sindaci di Duino Aurisina Igor Gabrovec e di Monrupino Tania Cosmina. Accanto al presidente di Sentiero 1 Tommaso De Mottoni anche Martina Budin, assessore del comune di Sgonico, il presidente dell'AICS Friuli Venezia Giulia Giorgio Mior e Omar Fanciullo per Trieste Atletica. L'evento richiamerà in Friuli Venezia Giulia atleti da 42 nazioni che potranno scegliere tra 7 distanze che vanno dai 9 km ai 164 km della gara regina, la S1 Ultra. Da segnalare tra le non competitive la passeggiata di 9 km per le famiglie, tra gli antichi sentieri dei pescatori e l'apertura straordinaria delle cave di Aurisina. Uno degli obiettivi della Corsa della Bora è quello di incentivare le presenze nel territorio e nelle strutture ricettive in un periodo di bassa stagione. Inoltre, per valorizzare le eccellenze della regione, nei ristori saranno distribuiti prodotti a chilometro zero delle aziende locali, il tutto in collaborazione con il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Ed è tutto per stasera, grazie per l'affetto con cui ci seguite e sereno Natale a tutti.